Valcanzoi, notte con il rave party. Musiche e balli scatenati tra sabato e ieri. Erano centinaia i partecipanti che si sono esibiti nella zona dell'Orsera. Il sindaco Carlo Zanella era in una nostra struttura data in affitto, noi però non abbiamo dato alcuna autorizzazione. Apriamo con questa notizia la rassegna stampa di oggi, lunedì 28 ottobre, e siamo sul Gazzettino. Musica, balli, alcol e molto altro. Rave party nell'incontaminata Valcanzoi nella notte tra sabato e domenica alla presenza di centinaia di persone. Intervenute sul posto le forze dell'ordine per allontanare i partecipanti. Su tutte le furie il sindaco di Cesio Maggiore Carlo Zanella. Devono essere individuati gli organizzatori perché è da scellerati organizzare un evento di questo tipo in un luogo così difficile da raggiungere dai soccorsi. Un flusso di auto più consistente del solito, ma nessuno poteva sapere che nell'area esterna dell'Orsera, nel cuore della Valcanzoi, si stava tenendo un rave party. Eppure è ciò che è accaduto nella notte tra sabato e domenica, quando centinaia di persone, per lo più giovani e giovanissimi, si sono incontrati per ballare, bere e alcuni anche per consumare sostanze stupefacenti. Qualcuno però alla fine si è insospettito o infastidito per quella musica alta ed incessante proseguita per tutta la notte e dalle prime luci dell'alba ha deciso di chiamare Primo Cittadino, il quale ha immediatamente avvisato le forze dell'ordine che nel frattempo erano già venute a conoscenza della situazione e che si stava vivendo in valle e stavano programmando il Blitz. Un evento che si è tenuto senza nessun tipo di autorizzazione che è durato tutta la notte fino a quando non sono intervenute appunto le forze dell'ordine. Siamo tutti allibiti e sconcertati di questo evento che è stato organizzato in valle, spiega il sindaco Carlo Zanella, che prosegue. Smentisco categoricamente che questa manifestazione fosse stata autorizzata dagli enti preposti. Il comune era completamente all'oscuro, come lo erano gli uffici competenti. La cosa che provvederemo a fare nei prossimi giorni è quella di interpellare il gestore di Orsera, in quanto la responsabilità di quanto accade nella proprietà che gli abbiamo dato in affitto con regolare contratto è evidentemente sua. Valuteremo poi le azioni da intraprendere anche a tutela dell'ente e della sua immagine. Certo, un evento di questo tipo non regala una bella immagine al comune che l'ha ospitato, ma il pensiero del primo cittadino va alla questione sicurezza. Organizzare un evento del genere in Valcanzoi è una cosa da scellerati, da persone che non hanno cognizione di quello che significhi tutelare le persone che partecipano, vista la location isolata e con una sola strada di accesso, ma anche tutelare la flora e la fauna della valle. Quindi grande rabbia da parte del sindaco che ribadisce appunto di non aver dato alcuna autorizzazione. Cambiamo argomento e sia sul Gazzettino che sul Corriere delle Alpi ovviamente si parla dell'anniversario della tragedia della tempesta Vaia. Siamo al sesto anno, al sesto anniversario e qui sul Gazzettino c'è un intervento dell'assessore Bottaccini, questo articolo di Loredana Marsiglia. Dopo la ricostruzione ora siamo un modello. L'assessore regionale Bottaccini è stato l'epicentro nell'emergenza e nel post-emergenza. In 3 anni appaltati 2.527 cantieri senza un contenzioso. Della tempesta Vaia non può restare solo il ricordo della distruzione, ma anche quello gigantesco della ricostruzione. A 6 anni di distanza da quei 3 giorni che scaricarono al suolo 715 mm di pioggia, trasformando la provincia in un unico grande ventre molle dentro al quale tutto franava e con venti a 200 km orari, va messa a fuoco la velocità con cui il Veneto avviò appunto 2.527 cantieri, di cui il 65% in provincia di Belluno, per un valore di oltre 1 miliardo di euro. Nei primi 3 anni tutto era già stato appaltato, ma soprattutto in nessun caso ci sono stati problemi giudiziari o contenziosi, come spesso capita nelle grandi opere pubbliche. E a fare il punto della situazione, appunto, l'assessore alla difesa del suolo e alla protezione civile, l'assessore regionale Giampaolo Bottaccini. E poi ancora, sempre nella stessa pagina, c'è anche l'intervento del presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, che ricorda appunto quel terribile episodio di 6 anni fa. Un'occasione per ripensare il rapporto con l'ambiente, lo abbiamo visto e vissuto nei mesi successivi, di ricostruzione e rinascita, di impegno, di cantieri e di lavoro. 6 anni fa, proprio in queste ore, abbiamo dovuto prendere le decisioni più difficili e gravi della storia recente del bellunese. Chiusure complete di scuole e fabbriche come non era mai successo,
ma quelle decisioni, frutto di una filiera che è partita dalle previsioni meteo ed è arrivata fino alla prefettura e ai singoli sindaci, è servita a salvare vite umane e appunto l'intervento di Bottacin. E poi ancora a cura di Raffaella Gabrieli c'è l'intervento di Alessandra Pallua. Al danno si aggiunsero tutte le difficoltà con la soprintendenza. Una notte da incubo, il vento scoperchiò la mia casa del 1585 e si mostra appunto la casa scoperchiata. Siamo a Colle Santa Lucia. Tetto di 500 metri quadrati strappato alla casa del 1585, mentre il vicino fienile ne è uscito addirittura scoperchiato interamente. Enorme camino secolare abbattuto e sgretolato in 1000 pezzi, infiltrazioni che hanno reso non agibili i vari locali delle abitazioni. Lo racconta appunto Alessandra, che la terribile serata del 29 ottobre 2018 l'ha dovuto affrontare terrorizzata da sola. Per chi volesse approfondire c'è questo articolo a cura di Raffaella Gabrieli e la fotografia che appunto che aveva fatto il giro del web anche nel 2018 dopo Vaia, perché si era trattata di una delle distruzioni più impressionanti. E leggiamo un altro articolo e poi passiamo al Corriere delle Alpi. A Redamont subito record di biglietti. Nel primo giorno quasi 3.200 ingressi e ieri ancora coda al botteghino. Protagonista l'artigianato con spazi dedicati. Appia CNA apre uno stand sulle lavorazioni tipiche e Confartigianato un villaggio dedicato al sistema casa. Quasi 3.200 biglietti staccati nella prima giornata di Arredamont, mai così tanti dal 2009. Sono numeri più che incoraggianti quelli che arrivano dalla Fiera dell'Arredare in Montagna, dove il legno è il protagonista assoluto. Il linguaggio è quello degli artigiani, che vedono da sempre nella Fiera dell'Arredare in Montagna un laboratorio di idee oltre che una vetrina di grande rilievo, perché Arredamont è la casa realizzata con materiali caldi e accoglienti, la cucina su misura, la camera apprezzata, tappezzata di stoffe eleganti, il sistema di riscaldamento più funzionale. E c'è anche una fotografia che mostra appunto la folla di visitatori alle casse arrivata appunto per Arredamont. Passiamo ora, come dicevo, al Corriere delle Alpi. Anche qui grande spazio all'anniversario di Vaia. De Bernardin, la tempesta e la distruzione, difficile un'altra Vaia con tutte queste opere. L'ex sindaco di Roccapietro ricorda quei 3 giorni tremendi di 6 anni fa, i serrai sotto le frane di sassi, ma anche l'acquedotto da rifare e l'isolamento del paese. 1 milione di euro fuori bilancio è stato un atto di coraggio. Ricordiamo, Roccapietro è il comune che forse ha patito i maggiori danni a causa di Vaia, ne scrive Marcella Corrà. E poi anche qui c'è il corsivo, l'intervento di Roberto Padrin, una tragedia che ha generato bellunesi più forti. E poi ricordo anche di quanto accadde a Livinallongo, strada bloccata, frane, solo 4 telefoni analogici attivi, ne scrive sempre Marcella Corrà. E a pagina 15 c'è un approfondimento di Paolo Dalanese che riguarda un progetto per cui la mancanza di personale di cui la mancanza di personale ha impedito la realizzazione. Manca il personale per il progetto, restituiti 30.000 euro alla Regione. Dal 2021 al 2023 lo sportello famiglia non è stato realizzato, in provincia servono 100 amministrativi. Enti locali in grande difficoltà per la carenza di personale. In provincia mancano almeno un centinaio di amministrativi nei vari comuni, un'assenza che mette a rischio anche la realizzazione dei progetti, come è accaduto a Palazzo Rosso, che ha dovuto restituire oltre 30.000 euro di finanziamenti alla Regione Veneto per decadenza dei termini. E stiamo parlando del progetto Sportello Famiglia che la Regione ha messo in piedi dal 2016 e che, se all'inizio prevedeva la corresponsione di alcune risorse economiche ai singoli comuni, dal 2021 il finanziamento è stato assegnato all'ambito territoriale sociale, che corrisponde agli enti locali del distretto sanitario 1, cioè 46 comuni. A restituire la somma toccherà al comune di Belluno in quanto ente capofila dell'ambito territoriale di pertinenza. Lo sportello famiglia, spiega l'assessore Marco Dal Ponte, era nato in maniera sperimentale nel 2016 per comuni con una popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti. L'intento era quello di creare uno sportello sia fisico che virtuale dove le famiglie potessero trovare tutte le informazioni necessarie
per la loro vita quotidiana. Si trattava di avere un posto dove le famiglie potessero avere informazioni sui servizi sociali disponibili, su quelli sanitari, sui bandi e le agevolazioni a loro riservate a 360 gradi. Ma come dicevamo, lo sportello non è stato realizzato e quindi si devono restituire 30.000 euro alla regione, e questo a causa di mancanza di personale. Un altro articolo: interventi in montagna, malore dopo pranzo, inutili soccorsi, muore pensionato. Il 74enne di Mira era nella sua seconda casa a San Pietro di Cadore, turista recuperata nella notte invece nei pressi del lago del Sorapissa. Malore fatale ieri pomeriggio per un turista di 74 anni di Mira, in provincia di Venezia. L'uomo era nella sua abitazione di San Pietro di Cadore, abitazione che aveva da alcuni anni e dove veniva per trascorrere le vacanze e qualche giornata in compagnia. All'improvviso si è sentito male. Erano da poco passate le 14. Immediata la chiamata al 118, che ha inviato sia l'elicottero del SUEM sia l'ambulanza di Santo Stefano. I sanitari hanno cercato per diverso tempo di rianimare l'uomo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Questo è solo uno degli interventi che sono stati appunto realizzati ieri dai soccorritori. A Feltre, ieri la cerimonia che ha offerto una vetrina anche ai giovani che si sono da poco diplomati con il massimo dei voti. Stiamo parlando dei premi di famiglia Feltrina, a tutti in campo e Denta Style, i premi appunto della famiglia Feltrina, ne scrive Laura Milano. Dall'artigianato creativo che favorisce e sostiene l'inclusività sociale all'artigianato del sorriso che si produceva con il martello fino agli anni '80 e che ora dà un'intelligenza anche al dente. Su questo sfondo si sono fusi i due premi assegnati da famiglia Feltrina e dal presidente Enrico Gaz, all'associazione Tutti in Campo, presentata da Roberto Casagrande, e a Denta Style dagli albori alla crescita dell'azienda leader nel settore dell'odontotecnica, descritti dal professionista Andrea Zuglian. Ha chiuso la cerimonia la premiazione di 15 giovani che si sono diplomati alle superiori di Feltre con il massimo dei voti, e ci sono anche le foto che mostrano appunto i premiati. Anche qui mega festa tecno in Valcanzoi, Zanella allibiti e sconcertati, anche qui la cronaca che abbiamo letto prima. E con questo articolo andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo puntuali domattina sulle frequenze di Radio Piave e poi sulla pagina Facebook e il canale YouTube dell'Amico del Popolo. A tutti grazie come sempre per l'ascolto, buon lunedì e buon inizio settimana. A prestissimo!